Invece quest'opera, che è eseguita in questi ultimi anni, fa parte di un ciclo dedicato all'ingegner Eiffel. È un ciclo di una trentina di opere eseguite proprio nell'arco del 2019, che rappresentano in quel caso la Torre Eiffel, ma non tanto sotto un rapporto estetico con le misure appunto che parlavo equilibrate della misure auree, ma volevo dare un omaggio in particolar modo in quest'opera alla scultura che Eiffel donò poi agli Stati Uniti ed è la Statua della Libertà. Quindi in una forma di costruttivismo. Ecco perché il signor De Mastris si era innamorato, perché è legata molto alla pittura russa.